Ciao da Federico, oggi vi porterò a scoprire un percorso spettacolare lungo il fiume Adige. Parto dalla piccola frazione di Ceraino nel comune di Dolcè in provincia di Verona in Veneto, lungo la ciclabile della Terra dei Forti. Questo un tempo era una linea di confine, come possiamo vedere lì sopra la cresta della collina c'è anche il forte Rivoli, uno dei tanti forti che erano stati costruiti dagli austriaci per difendere questa linea di confine, diventati forti italiani nel 1866 quando il Veneto venne annesso al Regno d'Italia. Mi trovo in un luogo molto ventoso, come si può vedere da queste tre pale eoliche, e adesso vado a immergermi e entrare nel canyon della chiusa di Ceraino, e altro filo conduttore di oggi saranno i vigneti, come si può vedere qui davanti a me. Ma allora che aspettate? Venite con me nell'avventura di oggi, ma prima premete il tastino sotto, iscriviti, è gratuito e non vi perderete più i prossimi contenuti e le prossime avventure che saranno qui nel mio canale. A Rivoli Veronese, dall'alto del costone roccioso di Monte Castello, domina la valle dell'Adige il forte Vulgermoord, una zona di importanza strategica perché è luogo di transito di uomini e merci e punto di incontro tra le civiltà dell'Europa centrale e quella del Mediterraneo. Ancora oggi sono visibili i forti del campo trincerato che fece costruire l'impero asburgico a metà del 1800 a protezione del territorio a nord di Verona. Arrivo alla chiusa di Ceraino, qui c'è una spettacolare gola delle strette Anse, un canyon stretto tra il Monte Baldo e i Monti Lessini. Qui un tempo c'era anche un forte austriaco costruito nel 1850, purtroppo con la costruzione della strada provinciale 11 è stato completamente, se ne vedono pochi resti, distrutto. Questo è il paesaggio che ho davanti ai miei occhi, tantissimo vento in quest'area che va a incanalarsi lungo questo stretto canyon, attraversato dal fiume Adige che in migliaia di anni ha scavato questo canyon con queste pareti veramente impressionanti a strapiombo. Per chi mi segue da tempo nel canale, questo percorso della ciclabile della Terra dei Forti già l'avrà vista in un altro video dedicato, ma partivo da Borghetto all'Adige, che è molto più in su, più a nord rispetto a dove sono partito oggi, e avevo fatto solo il tratto fino a Volargne per poi tornare dalla ciclabile del Sole. Ma oggi vi porterò più lontano seguendo sempre l'Adige, eccolo qui alla mia destra in un percorso completamente protetto, alla scoperta di una delle città venete che nulla ha da invidiare a Venezia, il capoluogo del Veneto. Una città definita stratificata, andremo fino infatti a Verona, con stili veramente diversi l'uno dall'altro, da stili di 2000 anni fa dell'epoca romana a quello asburgico, a quello veneziano, a quello del Rinascimento. Insomma, un vero spettacolo oggi andando lungo il fiume Adige. La strada che vado a fare oggi non è solo lungo l'asfalto ma anche lo sterrato. In questo momento sto facendo la strada della Cavallara sull'argine sinistro dell'Adige, così chiamata perché qui un tempo il commercio avveniva con le barche, le zattere, trainata anche dai cavalli, perché non solo si andava verso la corrente ma andavano anche controcorrente e venivano trainate da questa alzaia con i cavalli. Una vera e propria strada per il commercio a quei tempi. Difficile immaginarlo oggi, ma questa era una vera e propria strada. Sì, il fiume è attraversato da barche di diverso tipo per trasportare merci, persone dall'Adriatico verso il centro Europa.
Ogni 10-15 km si trovavano le restare, stazioni nelle quali era possibile sostituire gli animali affaticati e dove i barcari trovavano l'alloggio e l'osteria. Ho appena passato la città di Camporengo, qui alla mia sinistra, poco più lontano, c'è Sant'Ambrogio di Valpolicella e certamente questo nome va a ricordare anche un noto vino. Eppure passando vicino a queste città è incredibile come sto evitando il traffico. Sono qui nell'argine sinistro del fiume Adige ed è una meraviglia, una piena immersione con la natura, un vero spettacolo. Un fiume lungo ben 410 km, nasce nel Passo Resia nell'alta Val d'Enosta in Alto Adige per sfociare nel mare Adriatico tra Chioggia e Rosolina. Guardate che ambientazione e cosa che veramente adoro, sono anche i pannelli didattici lungo il percorso. Qui si può scoprire che tipo di canna è una canna domestica, questa che ho davanti, e anche gli uccelli che abbiamo qui che volano sopra di noi, l'erone cernerino e il cormorano. Passaggi che lasciano veramente grandi emozioni, un vero e proprio tutt'uno tra uomo e natura. Un percorso veramente divertente, perfetto per le gravel. Pedalando lungo l'argine si può apprezzare appieno la natura e anche il divertimento di mettere le ruote in questo sterrato, il canto degli uccelli che mi accompagna e il fruscio del fiume. Tutto il resto è pace e relax e anche divertimento, ovviamente. Pedalare in questi luoghi accanto a un elemento che mi dà sempre tantissima energia, l'acqua, i corsi d'acqua, i fiumi, è veramente un'esperienza magica. Dopo una settimana di lavoro serviva proprio staccare la spina e ricaricare le energie in luoghi come questi, veramente pazzeschi. Sto attraversando il comune di Pescantina lungo la strada dell'Alzaia e guardate, questo è il percorso che sto facendo in questo momento e sono indicati addirittura tutti i luoghi interessanti, gli edifici civili, chiese, pitture murali, resti di impianti, aspetti particolari e curiosità. Veramente per valorizzare il territorio non c'è nulla di meglio, complimenti. Lungo il percorso troveremo anche diversi archi di questo tipo che vanno verso il fiume Adige, eccolo lì. Ma a cosa servivano? Erano praticamente dei canali lì in alto che andavano a trasportare dell'acqua. Qui nella parte bassa c'erano delle idrovore che andavano ad aspirare l'acqua del fiume Adige per portarlo verso i campi. Infatti al di là di questo muro ancora oggi ci sono campi coltivati, in questo caso a vino, in quanto in queste località il vino è veramente molto pregiato. Rimane ancora poco o quasi niente a ricordo delle idrovore meccaniche per l'irrigazione dei campi, enormi, ruote in legno con un diametro che spesso arrivava e superava i 15 metri. Pescavano l'acqua dall'Adige per irrigare i campi vicini sabbiosi che per loro natura erano incapaci di trattenere l'acqua. In queste zone si produce il Valpolicella, un vino dal colore rosso, rubino, dal sapore fruttato. Mi sto avvicinando a Verona, adesso sono ancora qui nel centro della città di Pescantina. Le case che affacciano con i loro terrazzi qui sull'Adige veramente creano un'atmosfera molto suggestiva. Una città in stretta simbiosi con l'acqua, con l'Adige, da come si capisce dal nome Pescantina. Era una città dove veniva praticata la pesca e anche ha avuto un grande ruolo durante il Medioevo in quanto c'erano grandi traffici fluviali ed è proprio lì che ebbe la sua grande espansione. Si può capire la bellezza di questo luogo che mantiene ancora alcuni tratti originali medievali. Un tempo qui c'erano dei porti dove arrivavano le zattere, le barche per lo scambio delle mercanzie.
Sono ormai arrivato a Verona e qui scopro anche una diga che ha più di 100 anni e ci sono anche alcuni cartelloni che vanno a indicare i lavori che furono fatti all'epoca. Ora non mi resta che andare verso Borgo Nuovo, Borgo Milano e arriverò a Verona. E come si raggiunge Verona? Sempre in un tratto protetto per pedoni e ciclisti. Volendo si può proseguire lungo l'argine, ma ho scelto di raggiungerla tramite questo canale intercittà costeggiato da questa bellissima ciclopedonale. Arrivo all'Arena di Verona, qui alle mie spalle un anfiteatro romano datato nel I secolo. Oltre a questo, famosa Verona è anche per Romeo e Giulietta e la storia di Shakespeare. Non solo l'Arena di Verona, la casa di Giulietta, ma anche il Castelvecchio, la Torre Lamberti, il Giardino Giusti, tante perle e meraviglie nascoste in questa città. Magari ci ritornerò per fare un video approfondito. Questo è l'ultimo punto del giro d'anello di oggi. Adesso mi manca il ritorno e andrò a farlo per strade secondarie, ma volendo si può fare anche per il percorso che ho fatto all'andata, un giro di 67 km, facendo il mio giro d'anello si ha un dislivello di 600 metri, facendo il ritorno per lo stesso verso invece non si avrà nessun dislivello. In descrizione del video vi lascio anche la traccia di 100 km che va a fare il tratto Eurovelo 7, la ciclovia del Sole. Una ciclovia ipotetica che collega Capo Nord a Malta. Chiaramente non tutta in sede protetta, alcuni tratti vanno fatti su strada, ma speriamo che continuando così non diventi tutta una lunga ciclabile. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettetemi un bel like. Alla prossima avventura, ciao da Federico.